Sono Alice Castiglioni, responsabile dell'Agenzia per il Lavoro Family Care di Gallarate. Abbiamo un grande obiettivo: far tornare la serenità in famiglia e consentire alle persone anziane di poter vivere la loro vita nella loro abitazione. Family Care può essere un punto fermo per voi in caso di supporto, mediazione o sostituzione del personale. Vi aspettiamo in via Magenta 6 a Gallarate. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. In apertura il calcio. In Serie C, allo Speroni di Busto Arsizio, la Propatria batte di misura la Virtus Verona con un gol di Stanzani e riprende il suo cammino dopo le 2 sconfitte consecutive subite da Trento e Pergolettese. Ce ne parla Francesco Inguscio, immagini dell'agenzia Blitz. La Propatria torna alla vittoria. Dopo gli scivoloni con Trento e Pergolettese, i Tigrotti superano 1-0 la Virtus Verona allo Speroni. A decidere il match della 10ª giornata è stato il gol di Leonardo Stanzani al 42esimo del primo tempo. L'attaccante biancoblù è stato bravo a capitalizzare con un bel colpo di testa il preciso cross di Vezzoni. Al 28esimo del primo tempo gli ospiti erano rimasti in 10 per l'espulsione di Nalini per un colpo proibito ai danni di Boffelli. Nella ripresa la squadra di Vargas ha gestito il vantaggio con qualche brivido nel finale, soprattutto dopo il cartellino rosso rifilato a Sportelli al 76esimo, che ha ristabilito la parità numerica. I 3 punti sono la buona notizia della giornata. Note stonate gli infortuni occorsi a Ferri e Lombardoni, entrambi costretti alla sostituzione. I Tigrotti salgono in classifica a quota 15 e domenica prossima trasferta al Breda contro la Prosesto. Restiamo sulla pagina sportiva. In Serie D il Varese vince in trasferta. Nel girone B i biancorossi battono il Desenzano per 1-0. Gli altri risultati del girone sono Real Calepina Caronnese 0-0, Varesina Ponte San Pietro 1-0, Villa Valle Arconatese 1-0. Mentre nel girone A registriamo Asti Castanese 1-3, Castellanzese Bra 1-1 e Dertona Legnano 3-0. A Ville Ponti di Varese oggi sono stati premiati i maestri del commercio. Sentiamo il presidente di Uniascom Rudy Collini e il presidente di 50 e più Domenico Copreni. Immagini dell'agenzia Blitz. Una giornata importante quella di oggi, dove vengono premiati 39 imprenditori commercianti nel settore del terziario come maestri del lavoro, per la loro anzianità, la loro professionalità, la loro esperienza, il loro esempio e il loro amore per il territorio. Saranno momenti importanti, emozionanti, che racchiudono in una spilla, in un simbolo, la qualità e l'importanza del tessuto commerciale del nostro territorio, ma soprattutto l'esempio di questi commercianti che hanno dato e daranno ancora nei prossimi anni al settore del commercio, del turismo e dei servizi. Questa è la festa dei commercianti, una delle feste più importanti per i commercianti, che compiono 50 anni di servizio, 40 anni e 25 anni. È una festa che per noi è un'occasione per, oltre che complimentarci con quelli che hanno fatto tutti questi anni, per proprio ringraziarli per i sacrifici che hanno fatto, la collaborazione che hanno fatto con i cittadini, proprio un impegno anche sociale che il loro che è stato, non è stato solo un impegno commerciale. Sempre a Varese riesplode la polemica sulla sicurezza in città con un manifesto firmato Casa Pound. Il servizio, immagini dell'agenzia Blitz. Un manifesto goliardico, o almeno nelle intenzioni di chi l'ha esposto, accompagnato da una frase pronunciata un anno fa dal sindaco Davide Galimberti, che aveva dichiarato di voler fare di Varese una città sicura, è stato affisso sul presidio di polizia urbana di Piazza Repubblica. L'azione è stata compiuta dai militanti di Casa Pound per sottolineare nuovamente la necessità di parlare di sicurezza a Varese. Il casotto di Piazza Repubblica è l'esempio lampante dell'incapacità della Giunta di gestire al meglio la città, si legge nella nota diffusa in mattinata subito dopo il compimento del gesto. Nonostante le promesse di Galimberti sulla creazione di presidi fissi di polizia locale nelle zone problematiche, continua Casa Pound, nulla è stato sostanzialmente fatto.
Il casotto, a eccezione di sporadiche visite durante i giorni di mercato, risulta abbandonato a se stesso, così come risulta abbandonata l'intera città, sempre più preda di degrado e di criminalità. Varese, conclude il movimento, polemizzando ancora con la giunta in carica, merita di meglio. Restiamo nel capoluogo. Oggi è stata la giornata della commemorazione dell'Ottobre di Sangue. Un momento tragico della resistenza varesina all'Ottobre di Sangue, che quest'anno viene commemorato per la 78esima volta. Questa mattina la cerimonia ufficiale in largo Resistenza, ai piedi del monumento ai caduti, con la presenza del sindaco Davide Galimberti, di Rocco Cordì, presidente dell'ANPI cittadino, del professore assessore Enzo Laforgia, a cui è spettata quest'anno l'orazione ufficiale. Occasione preziosa per fare memoria di ciò che accadde a Varese a coloro che lottavano per la libertà e la democrazia, valori che poi sono stati posti alla base della nostra Costituzione. Ieri invece, con l'ANPI davanti a tutti, si è camminato sul percorso della memoria, passando dai luoghi che ricordano chi perse la vita. Ora spostiamoci in Piemonte, dove ci sono stati 4 arresti in poche ore, per reati diversi. Fermati 2 georgiani e 2 italiani. Questi ultimi, un ventenne e l'altro di 19 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Gozzano mentre si apprestavano a portar via dal deposito di Rete Ferroviaria Italiana di Brigano Varese circa 50 kg di rame e di materiale ferroso. I 2, entrambi pregiudicati, sono residenti nel Novarese, mentre gli extracomunitari, uno di 36 e l'altro di 37 anni, clandestini e senza fissa dimora in Italia entrambi, sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Novara e ora si trovano in carcere. Sono accusati di aver commesso un furto in una casa di via D'Amello a Novara lo scorso 20 maggio. Chiudiamo con uno degli appuntamenti più sentiti in provincia. Per proseguire la battaglia contro il tumore al seno, a Bugiate si è svolta la camminata al lago in rosa. Marco De Ambrosis, immagini dell'agenzia Blitz. Un'edizione bagnata, però tutto sommato la gente ha risposto positivamente. Sì, infatti, nonostante la pioggia, il clima comunque non è freddo, quindi meglio è mite. Già alle 7 eravamo qua col buio per preparare e aveva fatto solo uno scroscio, adesso 2 gocce ancora, ma in questo momento a dire il vero non piove. Le persone hanno adorito comunque, un po' meno che l'anno scorso perché era una giornata di sole, però siamo contenti e grazie coraggiosi a chi c'è e bravi. Circa 300 quindi gli iscritti. Sì, 300 gli iscritti qui da Bugiate e ora fanno 4 km, vanno a Bodio e tornano. E ci sono però una cinquantina di iscritti anche a Biandronno e sono i più sportivi perché da Biandronno a qua sono 12 km. E che altro? Ecco, arrivano a Bodio, la camminata non è una camminata né agonistica né così solo per camminare, ma per dare poi questi punti che abbiamo dato alla partenza, darli al proprio paese. Quindi la camminata solidale sarà per premiare il paese con più concorrenti. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.